Bentornati su Sfishmer Channel News e benvenuti a questa grande diretta per il referendum costituzionale. È in corso lo spoglio, le urne si sono chiuse alle 23 e una... Che succede? Abbiamo un problema tecnico in regia. Ok, adesso ci siamo. E stavo dicendo, una cosa molto importante per questo referendum è stata l'affluenza al 68,68% alle 23, quindi un'affluenza da più politiche che un referendum, diciamo. Noi adesso stiamo già guardando tutte le nostre postazioni, eccole qui. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha parlato esattamente 5 minuti dopo la chiusura delle urne, quando non erano neanche usciti ancora gli exit poll, quindi insomma forse con un azzardo, ecco, ma diciamo che ha già proferito parole molto che intendono molto bene per il suo partito, mentre ha parlato anche Guerini del PD dicendo, ecco, che ci sarà una riunione martedì del partito, lasciando intendere qualcosa di nefasto, ecco, quindi è tutto questo ovviamente. Diciamo ora gli exit poll in tutto questo. Gli exit poll parlano molto chiaro, il no sarebbe in vantaggio di quasi 5-6 punti percentuali sul sì, quindi una maggioranza abbastanza schiacciante. Anche i voti dall'estero sembra che potrebbero non avere una grandissima influenza, quindi essere lasciati da parte. Abbiamo anche i dati, eccoci qua, ce li hanno dati. I votanti dall'estero sono stati 1.252.000, quindi il 31,33% di aventi a diritto all'estero, più ovviamente ci sarebbe da sommare quelli che hanno fatto richiesta ma non abitano in maniera fissa all'estero, ecco. Noi siamo collegati con le varie postazioni. Allora, tra poco dovrebbe tornare anche Matteo Salvini a parlare, perché ha promesso di tornare a parlare, quindi lo sentiremo quando tornerà. Per ora ha già parlato, insomma. Lui è molto positivo sulla base degli exit poll, che ricordiamo appunto sono solo exit poll. Invece quello che è sicuro sono i dati dell'affluenza, 68 e 68%, ma andiamo a vederli in dettaglio nelle varie zone. Allora andiamo un attimo, eccoci qua. Allora 68 e 68% in generale, tuttavia abbiamo picchi in Veneto ed Emilia, dove abbiamo un secondo che ce li danno, eccoli qua. Andiamo subito in Emilia, un attimo perché bisogna cercarli anche questi dati, eccoli qua. E in Emilia ci sarebbe stato il 73,80, mentre la vedevo prima, la stavo guardando prima, Veneto mi è scappato, lasciamolo perdere. Vabbè, ve li leggo tutti in generale così poi. Allora, in Piemonte è stato alle 23 del 71,75%, in Valle d'Aosta del 71,69%, Lombardia 74,73%, Trentino Alto Adige 75,26%, Veneto 76,88%, Friuli Venezia Giulia 72,63%, Liguria 68,15%, Emilia Romagna 73,80%, Toscana 72,52%, Umbria 72,20%, con un dato non definitivo perché manca ancora Perugia da pervenire. Le Marche sarebbero sul 71,21%, Lazio parziale per ora è del 68,55%, Abruzzo del 66,06%, parziale anche qui, Molise del 63%, quindi ci abbassiamo pochetto, Campania 60,54%, Puglia 66,94%, Basilicata 58,68%, Calabria 51,46%, Sicilia 52,82%, Sardegna chiude a 56,65%. Quindi la Calabria, diciamo che avendoli tutti pervenuti, è quella che è andata un po' peggio, ecco, tra tutti.
C'è da dire che stanno uscendo degli nuovi exit poll che confermano quelli precedenti, quindi insomma il no dovrebbe ancora essere in vantaggio, ma andiamo a vedere invece le sedi già scrutinate e confermate. Allora, attualmente sono state scrutinate 13 sezioni su 61.551. Ovviamente è ancora presto. Tuttavia il no è in vantaggio al 51,62% contro il 48,38%. Questi sono dati effettivi e abbiamo sicuramente un'affluenza che varia. Diciamo che nel centro e nord Italia è stata maggiore l'affluenza alle urne, mentre al sud è stata minore. Questi sono i dati effettivi che ci vengono mostrati. Attualmente sono in corso di scrutinio varie regioni, la Toscana, il Piemonte, le Marche, la Lombardia e la Liguria e il Friuli Venezia Giulia. Tutte le altre attendiamo ancora risultati. Quello che è venuto oggi fuori a galla è stato un problema tra tutti, quello delle matite. Ne parleremo tra un po'. Anch'io ne ho avuto, diciamo, la prova sul campo e quindi poi ne discuteremo più a lungo. Nel frattempo ci spostiamo, vediamo se sta arrivando qualcuno nelle varie postazioni, ci colleghiamo, eccoci qua. Non c'è ancora nessuno, mi pare. Ci abbiamo qualcuno? Non ci abbiamo nessuno. Perché noi siamo in diretta e quindi il bello della diretta è che dobbiamo un attimo metterci a nostro agio con tutte le postazioni. Allora, attualmente exit poll li abbiamo detti, l'affluenza l'abbiamo detta. Allora andiamo a parlare di questo problema delle matite, che insomma, che rompiscatole che siete. Probabilmente è venuto fuori questa volta per il semplice motivo che sono andati a votare il 68,68% delle persone, quindi un'affluenza maggiore rispetto alle altre volte e quindi più persone che diciamo si fanno questa domanda. Forse per questo è venuto fuori, perché anche in precedenti elezioni c'erano le matite eppure nessuno ha mai detto niente. Vi voglio spiegare una cosa: le matite, che non sono queste classiche, sono speciali, diciamo così, spiegata proprio alla leggera. Se usate con la carta elettorale, in teoria non sono cancellabili. Poi che le prefetture magari per risparmiare abbiano mandato matite normali in mezzo a quelle speciali, questo non lo sappiamo ancora, però spero proprio di no. Ad ogni modo non dovrebbe esserci un problema per quanto riguarda il conteggio dei voti, perché diciamo che non dovrebbe esserci un 49,51%, ma dovrebbe esserci qualcosa di molto più spaccato. Però questo aspettiamo a dirlo perché manca ancora varie ore. Insomma, noi andremo avanti fino alle 5, 6, quello che serve per scrutinare. Ovviamente ricordiamo che ogni sede ha i suoi scrutinatori, che sono 3, quindi dovrebbe andare abbastanza veloce, non dovrebbe necessitare il tempo delle elezioni negli Stati Uniti, che come ben ricorderete siamo andati avanti fino alle 9, ma lì era uno stato, anzi gli Stati Uniti 51. E quindi insomma per le 4 contiamo di avere qualcosa di concreto da dirvi. Per gli exit poll attualmente sarebbe nefasta la situazione nel PD e nella sinistra, perché in pratica la campagna di Renzi sarebbe stata buttata, proprio perché forse si è stati più a votare l'uomo, questo non lo posso dire attualmente, però insomma è una mia impressione. Renzi durante la sua campagna per il sì, era il maggiore esponente, ricordiamolo, insieme al nuovo centrodestra, ha usato, non solo usato, tantissimi mezzi di comunicazione. Ci parlavamo anche tra montatori video, perché insomma qua alla sede montiamo video e diciamo che lui ha richiesto i migliori montatori video. Se avete visto in mezzo alla rete era pieno di video per il sì,
propaganda per il sì ovunque, e secondo me questa cosa ha dato fastidio a molti, anche a me personalmente, perché sono stato bombardato di pubblicità del sì. Certo, bisogna farsi un'opinione, ma un'opinione neutrale come quella che abbiamo offerto noi nelle settimane prima del voto, non di certo un'opinione di parte per capire il quesito. Ma andiamo a leggerlo questo quesito, perché trovo interessante leggerlo. Diciamo che molti aspetti di questo quesito referendario erano sconosciuti agli italiani prima che venissero chiesti, insomma. Tipo cos'è il CNEL, perché molti non lo sapevano, ecco. Anch'io non lo sapevo esattamente, perché è un qualcosa proprio, diciamo, un cliché, diciamolo così. Allora, eccole qua. Nel frattempo vediamo un attimo se arriva qualcuno. No, non c'è nessuno. Allora, leggiamo il quesito referendario, che spero avrete letto anche nella cabina elettorale se siete andati a votare. Spero di sì, perché insomma chi non vota poi non si lamenti dei risultati che arrivano. Il quesito chiedeva: approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del numero 88 del 15 aprile 2016. Questo era il quesito. Ora io mi chiedo, e questo lo faccio da persona normale, ma scrivetelo più semplice per cortesia, perché ogni volta che scrivono così e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione mi dovrebbe dire qualcosa? Sì, se fossi un'enciclopedia, se mi fossi imparato a memoria la Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che è il mio giornale preferito che leggo tutti i giorni. Insomma, secondo me il quesito era un po' espresso male, come al solito. Magari esprimerli in maniera più palese sarebbe, diciamo, auspicabile. Attualmente, con gli exit poll che abbiamo, quale sarebbe il risultato? Gli exit poll che attualmente vedono il sì al 40% e il no al 59%. Questi sono gli exit poll. Attenzione, sono exit poll. Diciamo che attualmente il PD o comunque Renzi dovrebbe trovare una strategia risolutiva. Dare le dimissioni potrebbe essere la migliore, ma io mi aspetto anche qualche colpo di scena da lui, perché sebbene all'inizio avesse detto e avesse affermato: in caso di vittoria del no io mi dimetterò, successivamente lui ha corretto il tiro. Ricordiamo che non ha più parlato di no, anche quando venne a fare qui la sua campagna referendaria, quando disse se vince il no, non ha mai parlato io mi dimetterò, ma disse sarà un salto nel vuoto. Questo si è limitato a dire Renzi successivamente. All'inizio l'aveva fatta più una battaglia personale, ecco, e forse questo è stato il suo errore più grande, perché poi gli italiani l'hanno presa sul personale, ovviamente hanno visto più Renzi che la sua riforma, diciamolo. Poi che fosse scritta in maniera incasinata, magari ci fossero cose belle e brutte assieme, questo è un altro discorso. Ecco, io non voglio mettere e non ho mai espresso una mia opinione personale o mai ho detto cosa avessi votato, ecco. L'importante, come ho sempre detto, è votare. Però diciamo che in questa battaglia sembra aver vinto no, quindi la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle.
anche loro molto impegnati in questa campagna per promuovere il no. Attualmente se Renzi desse le dimissioni si andrebbe al voto, ma come si andrebbe al voto? Si andrebbe al voto con la vecchia legge elettorale e quindi saremmo da capo, perché sappiamo benissimo che questa legge elettorale non dà un vero vincitore, ma bisogna comunque fare coalizioni, è un po' incasinata, come tutti hanno provato a fare, ma non c'è mai riuscito nessuno. Andrebbe cambiata questa legge elettorale. Quando la cambieranno non lo so, insomma queste saranno anche affaracci loro. Noi li seguiamo e speriamo in qualche cambiamento. Non penso però che prima delle prossime elezioni appunto ci sarà un cambiamento rispetto alla legge elettorale, ecco. Non c'è ancora neanche Matteo Salvini, che dovrebbe tra poco comparire di nuovo davanti alle telecamere. Dal Partito Democratico non vedo assolutamente nessuno e va bene. Importante era anche questo referendum in chiave europea. Le nazioni hanno seguito con molta importanza questo voto, perché adesso voglio andare un attimo a vedere la BBC, un secondo, eccola qua, stanno facendo una diretta con una piccola finestrella sul referendum qui in Italia, quindi diciamo che loro in Europa in generale lo seguono con una certa aspettativa questo referendum. Non è isolato all'Italia, come non lo era le elezioni del Presidente degli Stati Uniti, come non lo è stato la Brexit, come non lo è stato tante altre cose. E vediamo se sono arrivati dei dati definitivi in più. Allora, eccoci qua. Allora, dato definitivo delle 23:47. Il no sarebbe in vantaggio al 60,30% contro il 39,70% del sì, quindi una maggioranza attualmente schiacciante per il no. Il no sta vincendo assolutamente in maniera perentoria contro il sì. Attualmente sono state scrutinate 2.191 sezioni su 61.551. La storia ci insegna che dove c'è la tendenza difficilmente può cambiare. Questo è come nelle elezioni, diciamo, degli Stati Uniti, che molti dubitavano, ma in realtà già si sapeva alle prime fasi di scrutinio chi avrebbe vinto. Vediamo un po' di scrutinio in più, perché sennò ok, attualmente no, sono tutti in corso, non saprei dirvi chi è più veloce o chi meno, forse ma per numero di seggi. Diciamo che la proporzione è giusta anche per la Basilicata. Sono tutti in sede di scrutinio e pensiamo che i risultati definitivi li avremo entro le 4 della mattina, speriamo almeno, così poi ce ne andiamo tutti a letto felici e contenti o tristi, perché insomma dipende. Per il PD e in particolare per Renzi penso che questa sarà una notte veramente lunga, ci sarà molto da pensare anche sulla strategia da portare avanti, perché a questo punto è chiaro che non potrebbe più governare non avendo una solida maggioranza, ecco. Allora, andiamo a vedere un peletto di voti, anche se sono iniziati a pervenire quelli dall'estero. Adesso vediamo se arrivano anche quelli dall'estero. No, è incredibile, non sono ancora arrivati quelli dall'estero. Strano.
Loro iniziavano alle 23, vi ricordo, sono vicino a Roma, gli scrutini nella sede della Protezione Civile, che vengono scrutinati tutti i voti dall'estero, questi voti che hanno avuto anche parecchi problemi riguardanti e concernenti ecco. Scusate, mi sono impappinato con le mie stesse parole. Diciamo che è difficile capire se un voto non è originale o meno. Abbiamo visto in altri paesi che il voto estero, l'abbiamo visto nelle scorse puntate del nostro telegiornale. Scusate un attimo che forse si sta collegando qualcuno. Un secondo. Mm-hmm. Ok, abbiamo ricevuto comunicazioni. Attualmente Renzi non si fa ancora vedere, questo è chiaro, non penso che lo farà in una breve, adesso sono le 23:51, forse lo farà tra un'oretta, se lo farà. Per ora gli esponenti del PD si limitano a dire che oggi c'è stata una buona affluenza. Diciamo che sotto sotto stanno cercando di non dire quello che è evidente. Ad ogni modo, come vi dicevo, per i voti all'estero c'è un problema che chiunque potrebbe andare 2 volte al consolato a chiedere una scheda. Perché? E ve lo spiego brevemente. Perché funziona come nelle nostre sezioni, ognuno ha la propria sezione e dovrebbe andarci. Tuttavia, se questo voto va scrutinato da un'altra sezione, perché gli viene consegnato all'altra sezione, quest'altra sezione lo aggiunge, perché lo considera come italiano o residente lì, che ha cambiato residenza, oppure che sta lì in breve, diciamo, viaggio di più di 3 mesi per poter votare dall'estero, e lo aggiunge. Potrebbero essercene due? Sì, potrebbero essercene due, una sezione originale e un'altra. Questo ha creato polemiche, tuttavia non dovrebbe influenzare più di tanto, perché come vi ho già detto i dati che ci sono pervenuti sono che 1.252.000 elettori stranieri hanno votato su quasi 4 milioni, quindi il 31,33% degli aventi diritto, che è veramente basso rispetto alla media nazionale, che è una media, come vi ho già detto, anomala, è più una media da elezioni politiche che una media da referendum. Vi voglio ricordare l'ultimo referendum, quello sulle trivelle. Il referendum sulle trivelle, se ben ve lo ricordate, aveva un quorum, sicuramente aveva un quorum, e era stato al 30% la partecipazione, una roba così, adesso sto andando a ricordo, ma mi pareva sul 30% la partecipazione al referendum delle trivelle, e quello aveva quorum. Mentre questo che non aveva quorum, anche se lo avesse avuto, sarebbe stato valido. Sicuramente è un risultato molto, molto interessante, perché insomma il 68% è altissima come cosa, addirittura avrebbe superato le ultime elezioni, vediamo, queste ve le do io di dati, le elezioni dei parlamentari europei, questo sì. Adesso quello che succederà prossimamente probabilmente è di tornare alle elezioni, molto probabilmente, e questo lo dico io, non prendetelo con le pinze, insomma, potrebbero andare in primavera. In primavera, ricordiamo, ci sono già le comunali, quindi potrebbe essere anche in quella data, e francamente se si andasse al voto spererei che si accodassero alle comunali, giusto perché
altrimenti qua a spese, altro che soppressione del CNEL e riduzione dei costi dei parlamentari, se poi vai a spendere e spandere per fare le elezioni magari in date differenti. Io spererei che la facessero tutta in un'unica tornata, magari elezioni comunali e elezioni politiche, giusto per andare tutti assieme animatamente e senza spendere. Allora, secondo me, adesso andiamo a interpretare il quesito referendario. C'erano dei temi interessanti, ad esempio il CNEL, questo ente che a molti è sconosciuto, tipo fiabesco, perché diciamo che ci sono molti enti pubblici in Italia che non conosciamo. Sono pagati da noi italiani con le tasse, ma non hanno niente a che fare con il vero ruolo della Repubblica Italiana. Il CNEL cosa serve? Ecco, il CNEL dovrebbe fare delle proposte, ma non le fa. Sappiamo che è una spesa inutile e quindi perché non tagliarlo singolarmente? Anche adesso è stato bocciato di sopprimere il CNEL. Ovviamente, attenzione, qualora venisse soppresso il CNEL, ricordatevi che i dipendenti del CNEL sono statali, quindi come con le province, i dipendenti del CNEL non vengono licenziati ma vengono cambiati di ruolo. Il ruolo più simile mi pareva che fosse stato proposto come il Ministero delle Finanze, però ricordiamo appunto che non possono essere licenziati. Noi possiamo sopprimere questa come le province, come fu fatto all'epoca ancora del governo Monti, però fermi tutti perché risparmio fino a un certo punto. Ecco, il CNEL sarebbe utile sì, perché ricordiamo che per proporre una legge servirebbe anche una proposta di legge. Il CNEL dovrebbe fare proprio questo, proporre qualcosa a chi propone le leggi, ok? Il problema è che non lo fa. L'ultima mi pare che sia stata proposta nel 2014 ed è stata subito scartata, quindi insomma è un po' un nulla facente, ecco, questo CNEL. Poi andiamo a parlare del secondo pezzo del quesito, eccolo qua. La riduzione del numero dei parlamentari, anche questo lo trovo molto molto interessante. È il PD che ha proposto questo quesito referendario, ok? Con la coalizione di governo, quindi col nuovo centrodestra. La riduzione del numero dei parlamentari, però, e questo lo possiamo vedere da dati, che adesso eccoli qua, attenzione, era già stato proposto dal Movimento 5 Stelle. E quindi com'è possibile? È possibile. E chi c'è? Scusate. Era già stato proposto, scusate perché sto guardando anche i dati che vengono fuori in continuazione, sono da solo. Era già stato proposto, quindi perché quando venne proposto all'epoca dal Movimento 5 Stelle non venne votato dal PD, che poi successivamente ha chiesto questa cosa nel quesito referendario? Ecco, secondo me questo è un punto molto interessante. Adesso un attimo, perché mi hanno sgridato perché non leggo la chat. Oddio, non è qualcosa che faccio di solito. Grazie. Salutiamo i fans, Sebastiano, che è anche un nostro ex collaboratore che ci ha dato una mano. Sono minorenne ma voto sì in un certo senso. Vergogna. Perché vergogna? Guardate che... ho capito. Chi è che continua a tempestarmi di messaggi? Sì, la sto leggendo la chat, signori. Ha vinto il ni? No, non ha vinto il ni. Ha vinto il no. Non ha vinto...
non è né sì né ha vinto proprio il no a questo punto, e questo collabora tuttora, mi dice la regia. Allora, torniamo da noi un attimo, perché vorrei continuare questa diretta in modo discretamente serio, poi torneremo a leggere la chat, ve lo prometto, però nel frattempo andiamo a vedere i dati ufficiali che ci giungono dal Ministero dell'Interno in persona, che ce li sta portando. Un attimo che ho perso la scheda, eccoli qua. Allora, vediamo un attimo l'ultimo aggiornamento. L'ultimo aggiornamento è di mezzanotte, adesso è mezzanotte, buon lunedì, ma non lo è per Renzi, perché attualmente il sì è al 40,75%, mentre il no è al 59,25%, quindi diciamo che si sono assestate queste misure. Il no è di gran lunga superiore al sì. Attualmente le sezioni pervenute sono 7.034 su 61.551, quindi stiamo andando verso il 10% delle sezioni pervenute. Penso che lo raggiungeremo in brevi termini, anche perché tra poco arriveranno tutte in massa. Ricordiamo che insomma in tutta Italia si stanno scrutinando, e a Roma si stanno scrutinando anche quelle provenienti dall'estero, che tuttavia non si sono ancora fatte vive. Non capisco perché siano i più lenti a dare comunicazione dall'estero, se hanno iniziato prima, perché hanno iniziato subito alle 23, mentre dai seggi ovviamente magari una cicchettina, qualcosa, alle 23 non hanno cominciato fiscalmente tutti. Ecco. Stiamo aspettando che parli il leader della Lega, perché tra poco, lo ricordiamo, si ricollegherà Matteo Salvini. Matteo Renzi invece non si è fatto ancora vedere, aveva detto che sarebbe uscito per mezzanotte, l'una, a dare una sua dichiarazione, e l'aspettiamo con molta gioia, e anche perché la sua dichiarazione, diciamo che sarà come una scure su quello che accadrà prossimamente, perché diciamocelo, se si va a votare ha vinto di... Ecco, aspettate un attimo che si è collegato qualcuno. Sono degli esponenti della Lega che si sono collegati. È Massimo Bitonci, ex sindaco di Padova, si è collegato per dare la sua opinione su questo esito, e quindi vi comunico quello che sta dicendo tra un attimo. Ok, mentre allora dicevamo, Massimo Bitonci, ex sindaco di Padova, della Lega, concorreva per il no, stava dando le sue congratulazioni, anche perché, come ho già detto, ormai è quasi scontato che abbia vinto il no. Sarebbe difficile, adesso che siamo quasi al 10%, che il risultato si ribaltasse esponenzialmente. Il massimo che si potrebbe avere è, diciamo, un 51,49, ma proprio essendo grande. Attualmente sì, è il 40,5, il no è il 59,5. Non si può ballare più di tanto su queste cifre, che sono ufficiali, e quindi difficilmente cambierebbero, anche se magari con un ribaltone, perché ricordiamo che attualmente le sezioni che pervengono da tutta Italia, non da singole parti, il nord più che il centro più che il sud. Attualmente stanno pervenendo già da tutta Italia, quindi è un risultato uniforme all'Italia, è quello che sta accadendo.
Siamo andati oggi a seguire le elezioni da Dolo, Venezia, e quello che è successo ai seggi è stato qualcosa, diciamo, di anomalo. Nel servizio che vedremo domani mattina nel TG della mattina, adesso ve lo racconto in breve, cosa diremo? Della totale, diciamo, mi mancano le parole, della rivoluzione delle matite, chiamiamola così, la rivoluzione delle matite, perché oggi tutti si sono voluti portare le matite, le penne da casa, perché le matite date dalle prefetture, secondo la gente, non sono più affidabili. Ecco, su questo voglio dirvi una cosa. Anche se non fossero affidabili, ma lo sono, e lo spero, perché se venisse fuori che la prefettura magari per risparmiare investe su matite normali come quelle che abbiamo noi in redazione, sarebbe uno scandalo, diciamo, bello grande, ecco. Spero proprio che non lo sia, anche perché spendono e spandono in altre cose. Vogliamo proprio risparmiare sulla matita? Ok. Molte schede saranno rese nulle perché fermi, si sta per collegare Matteo Renzi. Attenzione, si sta per collegare Matteo Renzi, quindi grande momento, quindi lo seguiremo. Dicevo, le matite, anche se fossero cancellabili, una volta che voi avete messo personalmente il voto nell'urna, l'urna viene riaperta solo in sede di scrutinio. La sede di scrutinio vi ricordo che è presenziata da finanzieri, poliziotti, carabinieri e quant'altro, più tutti gli scrutinatori. Sarebbe quasi impensabile che venissero sabotati i voti in massa. Quindi state tranquilli che se anche le matite sono cancellabili, il vostro voto rimane tale. E invece molte schede, da quello che mi veniva detto, verranno annullate perché sono state scoperte persone che sono entrate nella cabina elettorale con la penna Bic, con il pennarello per dire questo sì, no, ma barrettoni che si vedevano attraverso la scheda. Ecco, la matita serve proprio per non far vedere la preferenza fuori dalla scheda, perché è così, insomma. La penna Bic invece potrebbe sporcare la scheda all'interno, all'esterno, vedersi il simbolo, idem per il pennarello. E quindi è stata decisa la matita, che vi ricordo è una matita speciale, ha dell'inchiostro speciale che con la carta speciale dei quesiti referendari non dovrebbe essere più cancellabile. Ad ogni modo, se proprio volete essere sicuri, pigiate la prossima volta la matita, così al manco rimane il segno. Ecco, allora vediamo se si è collegato. No, Matteo Renzi è ancora recettivo, si collegherà da Palazzo Chigi, dove attualmente ci dicono esserci una protesta. Non sappiamo esattamente di che tipo di protesta si parli, penso sia una del sì, perché non avrebbe senso una protesta del no, visto che è in netto vantaggio. Oddio, poi non lo so, perché come vi ho già detto io sono qui nella mia sede, non ho inviati in giro per il mondo, abbiamo solo le nostre belle finestre. Una delle tante è collegata sulla BBC, che però parla di risultato nefasto. Ah, oddio, siamo caduti nel vuoto, la cozzaglia ha vinto, aiuto. La BBC è impazzita, forse teneva per Renzi. Mi dispiace per loro, ma mi sa che Renzi ha perso un proprio di un peletto. Ok, qualcuno nella chat mi pareva ha vinto Diego, sì, ho vinto io, grazie, arrivano le ruspe. Non lo so, la Lega continua ad avere, ricordiamolo, il 12% delle preferenze, non è molto alto. Il primo partito d'Italia, ricordiamolo, è il Movimento 5 Stelle, seguito da PD e seguito da Lega. Forza Italia, Giorgia Meloni con... caspita, mi mettete alla prova sulla memoria. Chi ha vinto? Ha vinto il no? Sì, molto probabilmente sì.
ha dei componenti particolari di quella classe. Non capisco molto spesso la chat che mi lasciate, perché io purtroppo non ho tutti questi schermi per poterla vedere in live, però insomma ogni tanto passo a leggerla tranquilli, passo a leggere la chat. Attualmente, adesso andiamo a leggere i dati ufficiali del Ministero. Sta vincendo il no, meno che non ci sia stata una rivoluzione. I dati adesso ve li do da mezzanotte 10, i dati a mezzanotte 10 confermano il no al 59,28 e attenzione perché per la prima volta abbiamo un dato del 10%, perché attualmente sono, scusate, pervenute 11.104 sezioni su 61.551. Scusate. Quindi portate pazienza. Quindi attualmente è un dato del 10% molto affidabile su quello che accadrà prossimamente. Il no dovrebbe aver vinto e ovviamente io parlo sempre in condizionale perché finché non ci sono i dati ufficiali è sempre meglio rimanere sul vago, ma dati ufficiali per ora parlano di una vittoria esponenziale del no. Allora ci colleghiamo da Palazzo Chigi se Matteo Renzi si collega anche lui, perché io sono collegato. Matteo Renzi invece è recittivo. Grazie anche a Sebastiano che se ne va. Sì, beh certo, noi continuiamo finché non hanno finito. L'altra volta ricordo che abbiamo finito alle 9, partendo dalla mattina alle 9, quindi abbiamo fatto più di 24 ore di stare in piedi per di quelli degli Stati Uniti. Sì, grazie Mixmax che rimane qui. Allora, adesso chiudiamo la chat perché adesso andiamo a vedere un po' di dati ufficiali. Allora, continua il sì a rimanere al 45, il no al 59,5. Quindi andiamo adesso a leggere un paio di dati ufficiali rispetto all'affluenza e li andiamo a commentare perché sono molto curioso di sapere l'affluenza nelle varie parti d'Italia. Prima non erano pervenute tutte le sezioni, ora lo sono e infatti è aumentato il dato, è diminuito il dato, è una cosa incredibile. Com'è possibile? Qualcuno aveva calcolato male e dal 68,68 siamo passati al 68,40 delle 23. Allora l'andamento è stato il seguente. Alle 12 in Italia avevano votato il 20,14% degli aventi diritto. Questo perché forse la gente si sveglia tardi. Alle 19 aveva votato il 57,23% degli aventi a diritto, mentre alle 23 aveva votato il 28, chi è che si sta collegando? Il 28,40% degli aventi a diritto. Questo cosa dimostra? Che le fasce più fragili sono quella fino alle 12, quindi dalle 7 alle 12 e dalle 19 alle 23. Perché penso che sia quasi normale. Invece nella fascia dalle 12 alle 19 hanno votato la maggior parte degli italiani. Questo era il dato generale. Vediamo che il no è in vantaggio in quasi tutte le regioni d'Italia, quindi non c'è una regione in cui abbia vinto esponenzialmente il sì, ma è un voto unitario. Chi è questo? Il Trentino Alto Adige è l'unico che avrebbe una controtendenza, perché il Trentino Alto Adige avrebbe, scusate un secondo che cerco di leggere, il 59% degli aventi diritto che ha votato sì. Attenzione che siamo solo a 126 sezioni scrutinate in Trentino Alto Adige. Tuttavia, per ora, il Trentino sarebbe in controtendenza esponenziale rispetto a tutte le altre regioni.
Mentre in Italia e all'estero diciamo che il risultato è il medesimo, e anche nelle regioni, il risultato del Trentino lascia un po' spiazzati. Allora andiamo subito a vederlo il Trentino. Eccolo qua. Il Trentino aveva il 72,22% degli aventi diritto che hanno votato entro le 23. A Bolzano ha votato il 76,40%, mentre a Trento ha votato il 76,80%. Andiamo a vedere un pochetto cosa succede. Adesso io provo, eccolo qua, in provincia, nella mia provincia ha votato il 79%. Ovviamente i dati per la mia provincia ve li posso dare io perché non è difficile che ve li dia. Eravamo in diretta anche stamattina alle 7, ma questo era un esperimento più che altro per vedere quanta gente ci fosse alle 7 fuori da un seggio referendario. C'era un paio di vecchiette, c'ero io e c'era il poliziotto che ha aperto la porta. Non c'era molta gente alle 7 e tantomeno alle 23, quando sono andato io prima che chiudessero, c'era della gente che si affrettava a votare, non tantissima. Votare, farlo bene, questo non spetta a me dirlo, come ho sempre detto io non esprimo la mia preferenza, continuerò a non farlo perché sennò sarei un giornalista del cavolo. Tuttavia su dati ufficiali continuiamo a ribadire il no in netto vantaggio. Attendiamo le conferenze stampa dei leader politici. Ricordiamo la prima conferenza stampa di Salvini c'è stata alle 23:05, quindi 5 minuti dopo la chiusura dei seggi, e parlava già ampiamente di una vittoria. Lui ovviamente ha guardato gli exit poll e il resto l'ha dedotto, però aveva ragione, aveva serie ragione, mentre per il PD adesso si va a prospettare quasi un baratro perché non ha più quella solidità che aveva una volta. Ricordiamo che Renzi, quando era stato votato inizialmente alle primarie del PD, aveva ricevuto moltissimi consensi, un'ampia maggioranza. Il suo errore, secondo me, è stato quello di accettare la guida del governo tecnico dopo la caduta del governo tecnico di Letta. Quindi il suo è il terzo governo tecnico. Ricordiamo che è da moltissimi anni ormai che nessuno va più a votare. Ricordiamo il governo Renzi, scusate, perdon, il governo Monti, il governo Letta e il governo Renzi l'ultimo. Questi tre governi hanno fatto leggi dal 2011, quindi dal 2011 noi non andiamo più di fatto a votare e abbiamo un governo tecnico. Pardon? Mentre in altri stati, e faccio l'esempio della Spagna perché lo conosco molto bene, anche lì hanno avuto problemi come li abbiamo avuti noi. Le ultime elezioni le aveva vinte una coalizione che era quella col centrodestra, che poi ha portato alle dimissioni di Berlusconi da premier ancora parecchi anni fa. Lì in Spagna non ha vinto qualcuno con una maggioranza assoluta da poter governare da solo, ma serviva una coalizione che non si è formata perché hanno vinto come due movimenti 5 Stelle, per esempio, questo è l'esempio, perché sono due movimenti popolari, e diciamo che sono andati avanti per 5 anni senza un leader politico. Loro ce l'hanno fatta, sì, noi in Italia non ce la facciamo, non andiamo a votare da un bel po' per le elezioni politiche. Sarebbe il tempo di farlo, ma si è collegato Matteo Renzi. Quindi andiamo subito da Matteo Renzi. L'Italia ha scelto in modo chiaro e netto. Sì, le percentuali sono state superiori a tutte le attese.
Ma io posso mettere, sì, scusate, vi collego direttamente con Renzi che facciamo prima, perdonatemi. Un secondo, Non so se sentite Matteo Renzi, spero di sì, metto sulla telecamera. Ho una cuffia, me la prendo io. Sono dunque il Parlamento, su iniziativa del governo, ha dato ai cittadini di esprimersi nel merito della riforma. Viva l'Italia che non sta alla finestra ma che sceglie, viva l'Italia che partecipa, che decide, viva l'Italia che crede nella politica. Il no ha vinto in modo straordinariamente netto. Ai leader del fronte del no le mie congratulazioni, il mio augurio di buon lavoro nell'interesse del Paese, nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Questo voto consegna ai leader del fronte del no oneri e onori, insieme alla grande responsabilità di cominciare dalla proposta. Credo innanzitutto tocca a chi ha vinto, infatti, avanzare per primo proposte serie, coerenti e credibili. Agli amici del sì, che hanno condiviso il sogno di questa riforma, che hanno condiviso una campagna elettorale emozionante, vorrei consegnare un abbraccio forte, affettuoso, mi verrebbe voglia di dire uno per uno. Ci abbiamo provato, abbiamo dato agli italiani un'occasione, una chance di cambiamento. Era una chance semplice e chiara, ma non ce l'abbiamo fatta. Non siamo riusciti a convincere la maggioranza dei nostri concittadini. Abbiamo ottenuto milioni di voti, ma questi milioni di voti sono impressionanti ma insufficienti. Volevamo vincere, non partecipare. E allora mi assumo tutte le responsabilità della sconfitta. E dico agli amici del sì che ho perso io, non voi. Chi lotta per un'idea non può perdere. Voi avevate un'idea meravigliosa, in particolar modo in questa stagione della vita politica europea. Volevate riavvicinare i cittadini alla cosa pubblica, combattere il populismo, semplificare il sistema e rendere più vicini cittadini e imprese. Avete fatto una campagna elettorale casa per casa a vostre spese. Non avevate nulla da chiedere, ma solo da dare. Per questo voi non avete perso. Stasera andando a riposare o domani mattina andando a lavorare, sentitevi soddisfatti comunque dell'impegno, della passione, delle idee. Intendiamoci, c'è rabbia, c'è delusione, c'è amarezza, c'è tristezza, è normale. Però vorrei che foste fieri di voi stessi. Fare politica andando contro qualcuno è molto facile. Fare politica per qualcosa è più bello. È più difficile, ma più bello. E siate orgogliosi di questa bellezza. Non smettete mai di pensare che si fa politica pensando ai propri figli e non alle alchimie dei gruppi dirigenti. Arriverà un giorno in cui tornerete a festeggiare una vittoria. E quel giorno lì vi ricorderete probabilmente delle lacrime di stanotte. Si può perdere un referendum, ma non si deve perdere l'onore. Si può perdere una battaglia, ma non si può perdere la fiducia nel fatto che questo è il paese più bello del mondo e che quella bandiera rappresenta gli ideali di civiltà, di educazione e di bellezza che ci fanno grandi e che ci fanno orgogliosi della nostra identità. Io invece ho perso. Nella politica italiana non perde mai nessuno. Non vincono, ma non perde mai nessuno. Dopo ogni elezione resta tutto com'è. Io sono diverso, ho perso e lo dico a voce alta, anche se con il nodo in gola, perché non siamo robot. Non sono riuscito a portarvi alla vittoria. Vi prego di credermi quando dico che comunque ho veramente fatto tutto quello che penso si potesse fare in questa fase. Io non credo che la politica sia il numero inaccettabile di politici che abbiamo in Italia. Io non credo che si possa continuare in un sistema in cui l'autoreferenzialità della cosa pubblica è criticata per decenni da tutti e poi al momento è cambiata. Ma credo nella democrazia. E per questo quando uno perde non fa finta di nulla
fischiettando e andandosene a letto sperando che passi velocemente la nottata. Credo nell'Italia, per questo penso che sia doveroso cambiarla. Nei 1000 giorni e nelle 1000 notti passate in questo palazzo ne ho viste le possibilità straordinarie, uniche al mondo. Ma perché queste possibilità si realizzino per me, l'unica chance che abbiamo è quella di scattare, non di galleggiare. È quella di credere nel futuro, non di vivacchiare. La democrazia italiana di oggi si basa su un sistema parlamentare. Quando abbiamo chiesto la fiducia abbiamo proposto di semplificare il sistema, di eliminare il bicameralismo, di ridurre i costi della politica, di allargare gli spazi di democrazia diretta. Questa riforma è stata quella che abbiamo portato al voto. Non siamo stati convincenti, mi dispiace, però andiamo via senza rimorsi. Perché se vince la democrazia e vince il no, è anche vero che noi abbiamo combattuto la buona battaglia con grande determinazione e passione. Come era evidente e scontato fin dal primo giorno, l'esperienza del mio governo finisce qui. Credo che per cambiare questo sistema politico... Attenzione, Renzi si è dimesso. ...gli stessi e si scambiano gli incarichi ma non cambiano il paese, non si possa far finta per l'ennesima volta che tutti rimangano incollati alle loro abitudini prima ancora che alle loro poltrone. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province e il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. Domani pomeriggio riunirò il Consiglio dei Ministri, ringrazierò i miei colleghi per la straordinaria avventura, una squadra coesa, forte, compatta, e salirò al Quirinale dove al Presidente della Repubblica consegnerò le mie dimissioni. Tutto il Paese sa di poter contare su una guida autorevole e salda, quale quella del Presidente Mattarella. In questi giorni il governo sarà al lavoro per completare l'iter di una buona legge di stabilità che deve essere approvata al Senato e per assicurare il massimo impegno ai territori colpiti dal terremoto. Lasceremo tra gli altri a chi prenderà il nostro posto il prezioso progetto di Casa Italia. Come sapete vengo dall'associazionismo, dal mondo scout, e il fondatore dello scoutismo, Baden-Powell, diceva che bisogna lasciare i posti meglio di come si sono trovati. Lasciamo la guida dell'Italia come un paese che è passato dal meno 2% al più 1% di crescita del PIL, che ha 600.000 occupati in più con una legge, quella sul mercato del lavoro che era attesa da anni, un export che cresce e un deficit che cala. Lasciamo la guida del paese con un'Italia che ha finalmente una legge sul terzo settore, una legge sul dopo di noi, una legge sulla cooperazione internazionale, una legge sulla sicurezza stradale, una legge sulle dimissioni in bianco, una legge sull'autismo, una legge sulle unioni civili, una legge contro lo spreco alimentare, contro il caporalato, contro i reati ambientali. Sono le leggi con l'anima, quelle di cui si è parlato di meno e alle quali ho tenuto e tengo di più. Lasciamo infine l'Italia con un 2017 in cui saremo protagonisti in Europa a marzo con l'appuntamento di Roma per i 60 anni dell'Unione, saremo protagonisti a Taormina a maggio per il G7, saremo protagonisti con la presidenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU a novembre, aver vinto le sfide organizzative dell'Expo e del Giubileo non è merito del governo, ma di una struttura straordinaria di professionisti cui va la mia rinnovata gratitudine. In particolar modo alle forze dell'ordine e alle forze armate di questo paese, che ho imparato a conoscere per una dedizione e una professionalità straordinaria alla bandiera e al paese. Davvero grazie. In questa sala infine attenderò di salutare con amicizia istituzionale e con un grande sorriso e un abbraccio il mio successore, chiunque egli sarà. Allora, sta ancora parlando, ma la notizia di questa sera è che Matteo Renzi si è dimesso. Il no ha vinto e Matteo Renzi si è dimesso. E la gente passa davanti alla telecamera. Vabbè, se volete sentire, vi faccio sentire la fine del suo discorso. Insomma, sta ringraziando. Anche se ringraziare i giornalisti alla fine, Filippo, quasi una cosa impossibile. Sono stati 1000 giorni che sono volati. Ora per me è il tempo di rimettersi in cammino, ma vi chiedo, nell'era della post-verità, nell'era in cui in tanti nascondono quella che è la realtà dei fatti, di essere fedeli e degni interpreti
della missione importante che anche voi avete per il vostro paese e direi per la vostra laica vocazione. Viva l'Italia, in bocca al lupo a tutti noi. Bene, ha terminato il suo discorso Matteo Renzi. Sì. Sì. Ecco, bene. Allora, ha finito il suo discorso Matteo Renzi. Quello che è successo è che lui ha lasciato la guida dell'Italia. Domani è stato chiaro, consegnerà le sue dimissioni al capo dello Stato Mattarella. Il no ha vinto esponenzialmente, lui non se la sente ovviamente, come era logico che potesse accadere, di continuare la guida di questo paese, e quindi domani consegnerà le sue dimissioni. Ora tra poco sentiremo, e questo è molto interessante, il commento di Matteo Salvini e degli altri esponenti, ad esempio Silvio Berlusconi, la Meloni e tutti gli altri. Sarà interessante sentirlo anche di Grillo, perché Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia e Alleanza Nazionale, insomma tutti questi movimenti adesso è una chiamata, l'ultima chiamata, quella alle elezioni, perché adesso si andrà alle elezioni e questo è molto chiaro. Attualmente diciamo che il compito del capo dello Stato sarà complicato, ma io auspico e spero che non chiami un nuovo governo tecnico, perché secondo me quello sarebbe il più grande errore che potrebbe fare. Dare all'Italia un quarto governo tecnico sarebbe veramente antidemocratico. Oggi l'Italia ha votato, l'ha votato anche per far saltare Renzi, molto probabilmente, e senza forse molto probabilmente, ha votato ad personam, quindi il no ha vinto anche per togliere da Renzi la poltrona, per mandare al voto un paese che è rimasto senza un leader democratico, perché non è stato votato Renzi, non è stato votato prima il governo Letta e non è stato votato Monti, quindi il terzo governo senza che noi possiamo, andare a votare. Ora, come dicevo, è probabile che è auspicabile che le elezioni saranno in primavera, perché sarebbe la data più ovvia da convogliare sulle comunali, però non è qualcosa di sicuro. Adesso vedremo un attimo come si comporterà Mattarella domani alle dimissioni di Renzi. Questo è tutto da vedere, lo seguiremo assieme perché è qualcosa di straordinario. Ora stanno andando in onda tutte i vari titoli, perché attenzione che il sì potesse perdere, questo era calcolato, che Matteo Renzi desse le sue dimissioni già subito. Ecco, questo forse sì, è stata una mossa saggia, ma era meno prevedibile. Adesso bisogna vedere anche appunto gli altri leader appena si esprimeranno cosa diranno, anche perché appunto ora la palla passa a loro e diciamo che potrebbero cogliere questa occasione e forse la devono cogliere questa occasione, perché non ce ne sarà una seconda volta. Essenzialmente adesso il PD, avendo avuto Renzi che è addirittura il capo del PD, non ha più una figura forte da candidare. Attualmente il PD si trova solo con Matteo Renzi, che se ne andrà. Adesso bisogna addirittura vedere se lui rimane segretario del PD o si dimette anche da quella carica. Molto probabilmente si dimetterà anche da quella carica, perché sarebbe logico farlo per dare spazio a nuove persone, e in politica anche alla vecchia guardia. Ricordiamo che lui aveva vinto le primarie, ma attenzione, potrebbero arrivare Franceschini, come potrebbe arrivare varie persone alla guida del PD. Tuttavia adesso appunto il PD rimarrà
allo scoperto, a solo i mesi, se ci sarà l'elezione, prima, quindi durante la campagna elettorale vedremo il nuovo volto del PD e quello sarà quello che andremo ad eleggere. Quindi ha un grandissimo compito il Movimento 5 Stelle, che ricordiamo essere il primo partito d'Italia, e quindi il Movimento 5 Stelle è il favorito per le prossime elezioni politiche. Adesso vedremo come si comporterà, perché ricordiamo che il suo leader, Grillo, non si vuole candidare alla guida di Premier. E quindi bisognerà vedere chi, se Di Battista, Di Maio, tutti, perché ce ne sono veramente molti alla guida del Movimento 5 Stelle. Adesso presumo faranno delle primarie anche da loro, sul loro sito, come è loro buona cosa fare, però insomma vedremo. Intanto torniamo un attimo, prima di finire questo discorso, a vedere come sta andando il voto, perché insomma continua ad aggiornarsi. No, il dato è fermo, sì, è sostanzialmente fermo, 59-54 per il no, 40-46 per il sì, quindi diciamo che il no continua a vincere in maniera esponenziale. Scusate. Il voto dall'estero non sta ancora arrivando, no, non me l'hanno ancora dato, però è molto probabile che tra un po' comparirà anche quello, anche se a questo punto, come si diceva, non farà la differenza, e anche se l'avesse fatta sarebbero probabilmente sfociate polemiche di vario tipo, tuttavia non succederà perché non è determinante a niente. Insomma, abbiamo visto, il 68% degli italiani si è espresso, mentre solo il 33-31 di quelli aventi diritto all'estero si è espresso, quindi una veramente piccola parte di quelli, veramente pochi, 1.252.000, sono pochissimi su 4 milioni, più quelli che risiedono da 3 mesi ma non hanno la residenza, quindi insomma sono pochi all'estero, tuttavia confermano quello che si vede all'Italia, quindi la vittoria del no anche all'estero, tuttavia non abbiamo ancora i risultati, ma le exit poll danno il no in vantaggio. Sono gli unici che abbiamo ancora come exit poll, sì, perfetto, siamo un po' in ritardo lì. Eccolo, leader del carroccio. Ahia. Subito. Andiamo subito. Abbiamo letto con le sue dichiarazioni, non so se varranno almeno 4-5 ore, e ci dicono che domani pomeriggio non sarà più Presidente del Consiglio. Penso che questo sia il significato del voto dei milioni di italiani che oggi hanno fatto la fila per andare a votare. Noi siamo pronti, pensiamo di essere un'alternativa seria, credibile. Renzi lascia un paese diviso, un paese più povero di come l'ha trovato, un paese indebitato per 100 miliardi in più, l'ultimo paese in Europa per crescita, un paese con una disoccupazione all'11,6%, con intere regioni italiane con 2 ragazzi su 3 disoccupati, con un sistema bancario al collasso. Il problema delle banche italiane si chiama Renzi, si chiama Salvabanche, si chiama Unione Europea e si chiama Direttiva Bail-in. Ok, grazie. Allora, questo era Matteo Salvini, sta facendo già si sta candidando. Eccola qua, vediamo subito la sua pagina Facebook. Cosa dice Salvini? Salvini, Renzi si dimette, grazie a tutti gli italiani che sono andati a votare. Oggi bellissima giornata di legittima difesa di democrazia, votare è servito. Il Movimento 5 Stelle attualmente non lo vedo ancora in giro.
No, non c'è ancora dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, se non di singoli. Aspettiamo quelle del leader o comunque dei leader, quindi Di Maio, Di Battista, neanche Beppe Grillo non si è ancora fatto sentire. Singoli parlamentari sì e dicono no, attenzione, ma la notizia della sera è solo una. Renzi si è dimesso, adesso fatevi sotto perché è l'unica occasione che c'è. Aspetta un secondo, devo anch'io pubblicare la mia prima pagina perché anche noi andiamo online adesso. Vediamo se c'è qualcun altro. Eccolo qua. Eccolo qua, continua l'intervento di Matteo Salvini. Aspettate, adesso ce l'ho, da che finestra è? Questa? Ecco, l'ho appena messo su e cosa ha detto? Ci sono domande, se no andiamo a preparare il programma di governo. Quindi lui sicuramente si candiderà e questo abbiamo già un candidato. Attenzione, abbiamo già un candidato che è molto il leader della Lega. Si è candidato. Quindi sappiamo già qualcosa. Nel frattempo torniamo a vedere la controtendenza italiana. Continua perché il Trentino Alto Adige continua a dare voto contrario rispetto alle altre, dove in Trentino vince il sì. È l'unica regione italiana dove vince il sì. Renzi può ricominciare dal Trentino, secondo me. Avrà delle buone possibilità. Perché no? Se l'hanno votato, o hanno votato la sua riforma o hanno votato lui. Dipende, non lo so. Quello che secondo me si evince è che è stato più votato l'uomo che la riforma e che c'è stato un voto politico a queste elezioni. Ecco, perché i dati parlano di voto politico, perché chi c'è ancora in diretta? Nessuno? Bene, meglio così. Ok. Quindi adesso fatevi sotto tutti. Adesso tra poco andiamo in pubblicità, nel frattempo di vedere un po' il resto, di come si comporta, però questa volta ce la siamo cavata, nel senso che non sono le 6 del mattino, 7 per capire come si comporterà sto benedetto voto americano, ma sono mezzanotte e 43, Renzi ha presentato le dimissioni circa 10 minuti fa, sappiamo già che il no ha vinto perché non si può più a questo punto tornare indietro perché i dati parlano chiaro. Avendo preso varie regioni italiane e queste sono varie parti d'Italia, non sono quindi zone che si potrebbe dire appunto che c'è una reversibilità come quella che poteva essere in America, perché ricordiamo negli Stati d'America poteva vincere in una il sì, una il no, questo è un esempio, non stavano votando per il sì e per il no loro, ma avendo la tendenza del 59,3 attualmente contro il 47 del sì, è difficile colmare uno spazio così largo, quindi anche se ci fosse una rimonta del sì, non potrebbe più rimontare e sorpassare il no. Questo è il dato che abbiamo noi alle mezzanotte e 44 minuti. Quindi ufficialmente si apre la campagna elettorale 2017 che molto probabilmente convoglierà nelle primavera, si spera, anche perché insomma ricordo che l'ultima parola spetta a Mattarella, al quale verranno consegnate le dimissioni, secondo parole di Matteo Renzi. Poi bisogna vedere perché, come ci commentava prima il leader della Lega Matteo Salvini, potrebbe rimangiarsi le parole,
non lo so, secondo me non avrebbe senso a questo punto che Matteo Renzi si rimangiasse le parole dopo un discorso così profondo, perché secondo me ha fatto un discorso profondo a Palazzo Chigi, ecco. Si è un po' spianato la strada perché ha parlato un po' dei suoi risultati. Questo potrebbe lasciare intendere un suo probabile ritorno in un futuro non tanto distante, ma questo lo vedremo. Non penso si candiderà nuovamente alle elezioni di primavera, sempre che queste ci siano, però potrebbe candidarsi benissimo a qualcos'altro. Ora staremo a vedere cosa fa anche il PD, perché ricordo che comunque c'è un consiglio del PD che molto probabilmente verrà a questo punto convocato, contrariamente alle prime informazioni che davano per martedì, già domani, no scusate, oggi, perché sì appunto, è già lunedì mattina, quindi già oggi potrebbero decidere se proprio escludere Renzi, oppure Renzi proprio stesso dare le dimissioni da capo del Partito Democratico, oppure no. C'è da dire che in questi anni del suo governo si è fatto odiare. L'hanno odiato perché faceva parte di un governo tecnico, l'hanno odiato per alcune riforme che ha fatto e appena lui ci ha messo la faccia l'hanno spedito a casa. Lui all'inizio aveva detto chiaro e tondo: se perdo mi dimetto. Poi aveva corretto il tiro, ce lo ricordiamo, però questa affermazione iniziale deve essere rimasta un po' a tutti impressa e l'hanno un po' colpito, ecco. L'ha un po' colpito come una scure, diciamo. Succede? C'è qualcun altro che va in diretta? Vediamo. No, non c'è nessun altro leader. Stiamo aspettando di vedere qualcuno dalla parte, se è possibile. Sarebbe bello anche da parte del Movimento 5 Stelle. Adesso lo andiamo a cercare, lo andiamo a stanare noi, il Movimento 5 Stelle. Speriamo che intanto si colleghino, anche perché è interessante avere una dichiarazione anche di Grillo o di qualche leader. Vediamo un attimo. No, dalla pagina ufficiale del Movimento 5 Stelle ancora niente. L'ultimo post 4 ore fa che incitava a votare, ma non c'è assolutamente niente ancora. Noi siamo in attesa del Movimento 5 Stelle perché è il grande interrogativo. Il Movimento 5 Stelle è il movimento più grande d'Italia. Loro hanno sicuramente in questo momento in mano le redini, perché sono loro che possono fare la differenza in un nuovo governo. Non di certo non lo può fare il partito del 4%, e il PD attualmente è andato KO. Diciamolo chiaramente, probabilmente gli elettori del PD sono andati a votare tutti per Renzi. Tuttavia questa sua maggioranza è una pochezza rispetto a quello che serviva per vincere, e questo l'ha ribadito anche lui. Si sta per collegare qualcuno, vediamo chi è. Caspita, mi è partito l'auricolare. Chi è? Non capisco. Eccoli, Movimento 5 Stelle che sta arrivando. Movimento 5 Stelle finalmente. Pronti, perché stanno arrivando tutti, quindi arriva un gruppo. Oh, che bello. È molto interessante, ascoltatela con molta attenzione queste dichiarazioni, perché fanno la differenza, veramente. Chi c'è? Di Maio, c'è Di Maio, lo vedo, è un po' bloccato dai giornalisti, non dai miei,
logicamente, eccolo qua, però a parlare probabilmente sarà solo lui. Beppe Grillo non lo vedo, non vedo Beppe Grillo che mi interessava. Vediamo. Tra poco prenderanno la parola, ascoltatele con molta attenzione perché loro sono attualmente il partito con la probabilità maggiore di vincita. Allora Di Maio, se parla, se comincia a parlare io ve lo metto quasi in diretta, se inizia a parlare, se dice qualcosa anche di interessante e costruttivo. Ok, pronti? Di Maio. Arriva anche Di Battista? Che bello. Ah no, aspettano Di Battista che sta arrivando, è intrappolato tra i giornalisti. Aspettiamo ancora un attimo. Vediamo. Vediamo se comincia la conferenza di stampa del movimento. Vediamo se arriva Di Battista. Sono gli ultimi quelli del Movimento 5 Stelle a parlare, perché ha parlato Renzi, ha parlato Salvini, ora mancano solo loro che aspettiamo. Dai, cosa? Sembra che non abbia trovato posto da parcheggiare per la moto. Di Battista, cos'è sta storia? Dai, no, non mi prendete per il culo. Dai, hola. Eccolo, è arrivato anche Di Battista, quindi possiamo dare inizio alla conferenza stampa, se iniziano a parlare in primis loro. Hola, interessantissima. Eccola qua. Qui. Come potete capire, in questo momento siamo molto emozionati e molto felici. Questa è Giulia Grillo che sta parlando. Questo paese. Abbiamo combattuto questa battaglia con tutte le nostre forze e lo abbiamo fatto insieme a tantissimi cittadini italiani, insieme a tantissime persone della società civile. Giulia Grillo che sta parlando. Più disparati. E questo perché siamo in tanti, i cittadini italiani che credono veramente nel valore di questa Costituzione. Non è stata una battaglia fatta di retorica per noi o di fumo politico, è stata una battaglia perché crediamo veramente nel valore di questa Costituzione, nella correttezza di questa Costituzione e anzi come Movimento 5 Stelle nasciamo proprio dal fatto che tante parti di questa Costituzione ancora oggi non sono state attuate ed è nel nostro DNA politico, nella nostra missione politica, proprio quella di realizzare tanti diritti che oggi i cittadini italiani si vedono negati. Quindi ringraziamo veramente tutti i cittadini italiani che hanno partecipato a questo voto oggi e che hanno con questo voto sancito, spero, per un lungo periodo il fatto che questa Costituzione è una Costituzione in cui i cittadini italiani si rispecchiano e vogliono, penso proprio con questo voto, manifestare che nessun altro dovrà pensare di modificarla con questa superficialità e con questa poca trasparenza, oltre che con questa scarsa legittimazione popolare che già derivava da un Parlamento che ad oggi ancora è in piedi con una legge elettorale che, come sapete, ha un premio di maggioranza incostituzionale. Lascio quindi la parola adesso ai miei colleghi che commenteranno insieme a me. Grazie. Che parla adesso? Pronti? Grazie, mi unisco ai ringraziamenti. Che è? Questo è Vito Crimi del Movimento 5 Stelle. Vito Crimi, un attimo perché stanno facendo casino con i microfoni. Ecco. Mi unisco ai ringraziamenti Giulia e dico che adesso è il momento di fare ciò che doveva essere fatto 3 anni fa, quando la Corte Costituzionale ha giudicato il Parlamento incostituzionale e bisogna andare a elezioni subito. Nessuno pensi di bivaccare in Parlamento, ancora in questo Parlamento,
ancora per arrivare a quel fatidico traguardo dei 4 anni e 6 mesi che fanno scattare il vitalizio o pensione. Ecco, adesso è il momento di dare agli elettori. Quindi il Movimento 5 Stelle è schierato per andare a votare subito. Quando sono chiamati a dare il proprio parere, il proprio voto, Ricordiamo attualmente Vito Crimi che sta parlando. fanno sempre la scelta giusta, e questo è quello che riteniamo che sia stato fatto oggi, la miglior scelta possibile. Bene, adesso probabilmente parlerà Di Battista, sì. Grazie a tutti di essere qua stasera. Quello che mi viene No, aspetta. Chi è che sta parlando adesso? Scusate, chi è? Eccolo qua. Tonelli, hanno passato il microfono a Tonelli. Leggi buone, anche leggi elettorali buone. Sappiamo purtroppo, perché con questi vecchi partiti abbiamo imparato ad avere a che fare, che non c'è alcuna possibilità che questi signori possano approvare leggi sane, leggi democratiche, parlo di leggi elettorali che mettano al centro i cittadini. Non c'è alternativa. Una vittoria collettiva, bisogna andare al voto subito, che significa andare al voto con quello che c'è oggi, ovviamente attendendo quanto la Corte Costituzionale tra poche settimane dirà nell'espressione e nelle votazioni, nelle sentenze che si esprimeranno sui ricorsi contro il cosiddetto Italicum. Voi domanderete certamente a noi, ma al Senato che cosa si farà? Al Senato ci dovremo mettere e ci potranno mettere pochi giorni a fare dei correttivi rispetto a quanto sarà la legge elettorale della Camera, al netto, ripeto, di quanto affermerà la Corte Costituzionale, e andare immediatamente al voto. Noi abbiamo la certezza che i partiti non vorranno fare questo, che vorranno arrivare 4 anni, 6 mesi, un giorno per la pensione d'oro, ma altrettanto certamente che vorranno approvare leggi elettorali ancora peggiori dall'Italicum. Quindi non si può fare altro che andare immediatamente al voto, e quando e se saremo in maggioranza approvare quella che è già la nostra legge elettorale che abbiamo approvato con il nostro sistema informativo. Grazie. Bene. Adesso parla Di Battista. Grazie. Di Battista, Movimento 5 Stelle. Estremamente contenti e soddisfatti, perché ci siamo impegnati moltissimo in questa campagna su questa riforma costituzionale. L'abbiamo fatto con i nostri mezzi, tra l'altro piuttosto scarsi, senza prendere un euro di finanziamento pubblico ai partiti, impegnandoci in tutte le piazze d'Italia, utilizzando i nostri mezzi a disposizione. Ce l'abbiamo fatta, ma non ha vinto soltanto il Movimento 5 Stelle. Qua è stata una battaglia chiaramente della maggior parte dei cittadini italiani, che hanno rigettato delle riforme costituzionali che privavano il popolo italiano dell'ennesimo diritto. Noi abbiamo fatto il nostro dovere. Vorrei segnalarvi 2 cose. La prima, trattandosi di un referendum costituzionale, chiaramente non c'era il quorum, e quando non c'è il quorum c'è un'affluenza record. Sapete che il Movimento 5 Stelle intende introdurre in Costituzione i referendum propositivi senza quorum. Questa è la nostra proposta politica, perché per noi la Costituzione si può assolutamente cambiare, deve fare un Parlamento legittimamente eletto, e va modificata la Costituzione per garantire più potere ai cittadini, non per privare i cittadini italiani di un diritto. Il Movimento 5 Stelle intende abolire l'immunità parlamentare e inserire in Costituzione l'obbligo di dimissione per tutti i politici che cambiano casacca. Devono andare a casa, non possono cambiare casacca, perché è grazie a Volta Gabbana che sono passate leggi indegni, e anche grazie a Volta Gabbana è passata in Parlamento questa riforma costituzionale che è costata centinaia di milioni di euro ai cittadini italiani, ha bloccato il Paese e il Parlamento per 2 anni, è costata 300 milioni di euro questo voto, è stata rigettata dalla maggior parte del popolo italiano. Noi ringraziamo tutti i cittadini che sono andati al voto, chiaramente la maggior parte che hanno votato sì, che hanno votato no, scusate, e anche quelli che hanno votato sì. Vorrei soltanto dirvi che è tempo definitivamente di chiudere con la parola antipolitica legata al Movimento 5 Stelle. Basta, non se ne può più, perché qua una forza composta da cittadini è riuscita, ripeto, a mettersi di traverso ad un sistema che ha utilizzato tutte le armi possibili e immaginabili per far passare questa riforma. Gran parte dei telegiornali schierati, gran parte delle televisioni schierate, gran parte dei giornali schierati a favore del sì, e non ce l'hanno fatta. E un gruppo parlamentare, insieme a tanti cittadini, è riuscito a fare qualcosa di veramente straordinario con dei mezzi davvero ridotti. Basta associare la parola antipolitica al Movimento 5 Stelle, perché quella che è stata definita forza antipolitica ha difeso
i diritti costituzionali e i valori della Costituzione della Repubblica Italiana. Se c'è un partito questo è Di Battista, è quel partito che ha approvato con un Parlamento illegittimo una riforma che voleva privare il popolo. Stanno un po' facendo già una campagna elettorale, privilegio da garantire a quella stessa classe politica che ha fallito clamorosamente e voleva incolpare la Costituzione della Repubblica dei propri fallimenti. Questo non gliel'abbiamo permesso. Bene. Quindi prendiamo, tutti adesso i cittadini devono prendere atto, e anche voi, che è un attimo. concluso il tempo dell'antipolitica legata al Movimento 5 Stelle. Bene, questo era Di Battista, adesso dovrebbe parlare Di Maio. Eccolo qua. Oggi ce l'abbiamo già. L'arroganza al potere. Oggi ha perso quella parte di politica italiana. Allora ovviamente sarà proprio lui parlare di cittadinanza, parlare di abolizione vera di Equitalia, crede che sia populismo parlare di aiuti alle piccole e medie imprese, di banca pubblica e di rivedere i parametri europei e sulla moneta unica. Oggi ha perso quella politica lì, che crede che questi temi siano secondari e realizzabili e che invece siano temi fondamentali lo stravolgimento della Costituzione e le leggi elettorali. Oggi ha perso quell'arroganza al potere che abbiamo visto in questi anni. Tra poco commenteremo assieme le parole. Tante cose nella formazione del nostro programma di governo e della nostra squadra di governo. Noi da domani siamo al lavoro per creare il programma del futuro governo del Movimento 5 Stelle e la squadra di governo del futuro governo 5 Stelle. Noi da domani inizieremo a coinvolgere, come abbiamo sempre fatto in questi anni, le migliori energie di questo Paese, i migliori entusiasmi e le più grandi libertà, le persone libere che vorranno partecipare ad un'idea di paese differente, in cui l'uomo solo al comando non esiste più, dove esistono i cittadini che governano le istituzioni, dove esistono le persone che in rete creano proposte e quelle proposte cambiano il paese. Questa è la nostra idea che si contrappone ad un'idea di politica che è finita oggi con questo referendum, e non vogliamo coinvolgere solo quelli che hanno votato no. Noi vogliamo coinvolgere tutti i cittadini, anche coloro che hanno votato sì a questo referendum, si sentano partecipi del cambiamento di questo paese che vogliamo realizzare nei prossimi mesi e spero il prima possibile con le future elezioni politiche. Come ha detto il collega Toninelli, amico Toninelli, una legge elettorale esiste. Se qualcuno la deve modificare, la modificherà e sarà la Corte Costituzionale. Al Senato si possono fare i correttivi che si devono fare per favorire la governabilità, ma noi chiediamo di andare... Questo è Di Maio del Movimento 5 Stelle. Facciamo i nostri migliori auguri al Presidente della Repubblica per il ruolo che è chiamato a svolgere nei prossimi giorni e che spero svolga nella maggiore serenità possibile. Noi siamo pronti a mettere in pratica, ad attuare tutti i passaggi che servono responsabilmente per arrivare alle future elezioni politiche. Il Movimento 5 Stelle non si sottrarrà alla responsabilità che serve per arrivare a nuove elezioni. Ma noi, quindi, al governo di questo Paese ci andiamo in un solo modo, con il voto dei cittadini italiani. È finita l'epoca delle scorciatoie e dei tweet che insediano i premier a Palazzo Chigi. Adesso la parola va data ai cittadini italiani, come l'hanno avuta in questo referendum, e hanno dato un chiaro segnale ad un modo di fare politica. Un modo di fare politica con i governi di scopo, il cui scopo contenuto in riforme che i cittadini hanno sonoramente... Saltato un po' il collegamento con la Camera. Ok, bene. Bene, allora, quello che evinciamo dalle parole del Movimento 5 Stelle, che erano quelle che aspettavamo, perché vi ricordo che sono attualmente il gruppo parlamentare maggiore, perché il PD a questo punto, essendo KO, avrà serie difficoltà a candidarsi a queste prossime elezioni, anche loro hanno dato la disponibilità, senza però dare esplicitamente un nome di rappresentanza. Vediamo, perché continuano adesso le domande con i giornalisti, se danno qualcosa di interessante ve lo trascrivo, ma attualmente stanno ancora parlando, insomma, del fallimento della classe politica. Sì, d'accordo, siamo tutti
comuni, se hanno votato, certo, ad personam è stato un fallimento, perché a Renzi è stato un fallimento. Le parole di questi leader che abbiamo sentito nel corso della serata parlano molto chiaro. Tutti vogliono delle elezioni democratiche e tutti esplicitamente rifiutano un nuovo governo tecnico come quello che c'è stato negli ultimi 3 mandati. Quindi adesso vedremo quali saranno i possibili nuovi scenari che si apriranno davanti alla politica, perché insomma è un qualcosa molto interessante, perché attualmente ci sono poche figure forti nei principali movimenti e partiti che andranno al voto, perché nel PD non abbiamo più il suo capo del cosa succede? Ok, nuovi dati, ma questi ne parliamo dopo. Nel PD non abbiamo più il presidente Matteo Renzi e tanto più nel Movimento 5 Stelle non abbiamo una figura forte e prevalente sulle altre. Probabilmente si andrà al voto via internet per il Movimento 5 Stelle, perché è sempre stato così. Beppe Grillo non ha mai voluto candidarsi alla guida del paese e quindi molto probabilmente non lo farà. Sarebbe strano al contrario, e se lo facesse probabilmente anche lui andrebbe al ballottaggio su internet. Adesso vedremo come faranno quelli del Movimento 5 Stelle. Ora chi è di nuovo? Salvini? Di nuovo Salvini che si collega? No, basta, è già la terza volta che si collega, se no. Sì, vuole collegarsi un'altra volta? No, non ti voglio io, basta, hai già parlato abbastanza, adesso parlo io. Quindi è interessante, perché l'unico leader che sappiamo adesso candidarsi, perché l'ha detto esplicitamente, per ora è Matteo Salvini della Lega Nord, quello che voleva parlare adesso. Matteo Salvini è l'unico, perché di Forza Italia Berlusconi attualmente non è eleggibile e tantomeno penso che qualcuno lo eleggerebbe mai dopo le catastrofi che ha fatto, dopo quello che è successo negli anni. Insomma, sarebbe, penso, una follia votarlo, e solo i fedelissimi lo farebbero, quindi il suo 4-5% più mettiamo 6% di altri, ma niente di più. Appunto Matteo Salvini è l'unico che esplicitamente vediamo qui cosa dice, così almeno. Vabbè, non dicono niente di interessante neanche Salvini, che sta ribadendo le solite cose. Adesso l'importante sarà, appunto, come si diceva, come ribadiva Salvini, come diceva appunto il Movimento 5 Stelle, sarà cambiare la legge elettorale, perché attualmente la legge elettorale non dà maggioranza e non dà ragione a chi veramente dovrebbe vincere. È una legge anticostituzionale ed è stata definita proprio dalla Corte Costituzionale anticostituzionale, quindi adesso bisognerà portare un po' di modifiche, quelle che verranno date dall'esito appunto del tribunale, e poi si vedranno le modifiche. Io spero che le facciano già prima del nuovo governo. Sarebbe sicuramente una cosa positiva, una novità, e andare al voto, a un voto che probabilmente sarà quello di primavera, con una nuova legge elettorale, sarebbe qualcosa di fantastico, secondo me, perché potremmo finalmente votare la persona che vogliamo votare, non una coalizione di governo che poi si inventa un nuovo leader. Ecco, questa è la legge attuale e non premia effettivamente
chi dovrebbe vincere. Secondo me è qualcosa di subdolo questa legge elettorale attuale. Vediamo adesso, la parola passa al presidente del Consiglio, scusate, si è rimesso, al presidente Mattarella di dire qualcosa su questa legge. Penso che sarà lui a poter fare eventuali modifiche prima del voto, perché attualmente appunto, ok, domani lo fa Matteo Renzi di portare le sue dimissioni, ammesso che lo farà senza ritirarsele, e quindi a quel punto il governo non ci sarà più. E l'unico a poter fare qualcosa sarà Mattarella. Andiamo a vedere un attimo i voti attualmente come stiamo messi. Sezioni scrutinate 44.170 su 61.551, quindi abbiamo superato il 50% delle sezioni scrutinate. Il sì rimane perennemente incollato al 40,58%, mentre il no perennemente incollato al 59,42%. Le percentuali non cambiano, l'unica in controtendenza è il Trentino Alto Adige, dove il sì è un attimo in vantaggio, non mi ricordo di quanto sia lo scarto, ma è breve. Tuttavia in Trentino Renzi e la sua riforma hanno un futuro. Allora, cosa non succederà da domani perché la riforma non è passata? Non si supererà il bicameralismo paritario, non ci sarà la riduzione del numero dei parlamentari, cosa che spero verrà ripresentata dal Movimento 5 Stelle. Vi ricordo che Renzi all'epoca la bocciò e quindi secondo me, ecco, questo è qualcosa assolutamente di subdolo, quello che ha fatto, perché prima l'ha bocciata su richiesta del Movimento 5 Stelle su carta scritta e poi l'ha ripresentata come sua proposta in questo referendum. Qualcosa secondo me di assolutamente subdolo. Il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, questo penso che lo farà qualcun altro, sicuramente senza modificare la Costituzione. La soppressione del CNEL, si può incentivare il CNEL? Sì, si può tagliare il CNEL? Sì, senza doverlo sopprimere, in questo modo aggireremo i costi senza dover modificare alcunché, perché ricordo che il CNEL sta dentro la Costituzione, e la revisione del titolo quinto della seconda parte della Costituzione non si tocca. Questo è stato deciso questa sera, perché attualmente la Costituzione rimane sacra per l'Italia e molti la cantano. È una Costituzione veramente bella sulla carta, non a caso ci hanno fatto dei programmi sopra interi per spiegarla. È bellissima per chi la legge e per chi la capisce. Capirla è veramente difficile, ci vuole molto tempo. Anch'io ho avuto le mie difficoltà nel leggerla e nel capirla, però diciamo sì, ci sarebbero degli aspetti da cambiare soprattutto sui parlamentari, perché nell'epoca in cui venne scritta la Costituzione era un'epoca del dopoguerra dove appunto non c'era tutta la tecnologia che c'è adesso, quindi che ne so, il contatto con la gente era molto più difficile. Allora sì, servivano tutti questi parlamentari, quindi 600 erotti parlamentari. Ora diciamo no, anche no. Il problema della riforma di Renzi era anche su questa soppressione, che avrebbe soppresso i parlamentari ma non sopprimeva gli stipendi, e questo è scritto nero su bianco. Quindi lui avrebbe soppresso i parlamentari e ai restanti parlamentari avrebbe dato stipendi anche di quelli soppressi. No, caro, la gente o l'ha letto così e non gli è andato bene, o ha votato contro Renzi direttamente. Ad ogni modo, se venisse fatto un taglio dei parlamentari e dei costi dei parlamentari, sono sicuro che tutti voterebbero sì. Ma se vogliamo fare una cosa del genere e la vogliamo portare su un referendum,
bene, famolo da solo senza accorpare altra cosa, perché accorpare tutto questo po' di roba ha fatto sì che ci fossero delle cose sensate e giuste da fare contro delle cose insensate e scritte male. Questo secondo me è stata colpa, una delle colpe di Renzi, e che gli hanno portato a questo punto una scure che l'ha abbattuto. È stata un'arma a doppio taglio questo suo voto. Lui poteva benissimo non indire questo referendum, sì, o lo poteva indire in modo diverso. Ha deciso di accorpare tutta questa cosa e non gli è andata bene. Non sapremo mai se la gente ha votato ad personam o proprio per il referendum. Quello che attualmente è che Renzi se n'è andato via, o meglio, lo sapremo domani, perché fermi sempre, non fidiamoci mai troppo dei parlamentari, di quello che dicono, ma fidiamoci dei fatti. Io di questo mi fido. Anche gli exit poll che vi dicevo prima non mi ci fidavo, certo, quello carta canta, e adesso canta ancora di più la carta, perché sappiamo che il no ha vinto, secondo gli exit poll era una vittoria altrettanto schiacciante, e altrettanto schiacciante è stata la vincita attuale. Siamo molto contenti della partecipazione, perché è stata veramente una partecipazione da politiche più che da referendum. L'ultimo referendum, quello delle trivelle, solo il 31% degli aventi diritto, quindi veramente uno sputo di italiani era andato a votare. Questa volta anche sulla base di esponenti politici e movimenti che hanno dato disposizioni, e sulla base proprio del malcontento e di altro, c'è stata un'elezione di massa. E quindi siamo molto contenti sicuramente della percentuale. Vediamo se ci sono qualche notizia in più. No, nessuna notizia in più, anche perché adesso vabbè, saranno in avvicendamento, perché si sta veramente disegnando qualcosa in questi minuti. Vediamo se ci sono delle novità. Ecco. Ok, il Movimento 5 Stelle ha pubblicato questa cosa qui. Scusate. Ve la leggo in presa diretta, così ce ne rendiamo conto di quello che ha scritto il Movimento 5 Stelle. Evviva, ha vinto la democrazia, la risposta degli italiani come affluenza alle urne e come indicazione è stata netta. La propaganda di regime e tutte le sue menzogne, si riferisce qui a Renzi, sono i primi sconfitti di questo referendum. E i tempi sono cambiati, la sovranità appartiene al popolo, da oggi si inizia ad applicare veramente la nostra Costituzione. I primi vincitori sono i cittadini che hanno alzato la testa e sono andati a votare in massa, fregandosene delle TV e dei giornali, per bocciare la riforma costituzionale e chi l'ha proposta senza nessun mandato popolare. Ecco, sì, secondo me queste sono parole sante. Diciamo che anche secondo me, chi si permette di modificare la Costituzione dovrebbe in primis essere stato eletto dal popolo, e poi ovviamente chiedere al popolo se lo può fare. Renzi non era nessuno di questi due, non era stato eletto dal popolo, e quando ha cercato di chiedere il consenso al popolo è stato brutalmente buttato fuori, perché ricordiamo che nel governo Renzi questa è la prima possibilità che il popolo ha avuto di buttarlo fuori esplicitamente, come era accaduto con gli altri, perché Letta è stato abbattuto, sì, sicuramente da un problema. Scusate, da stamattina che lavoro.
da un problema di politica, quindi di coalizione come Monti, però con loro non c'è mai stata una vera possibilità, come in questo caso, di escluderli con un referendum in questo caso. Questo è stato qualcosa sicuramente di diverso, perché nessuno ha mai proposto, scusate un attimo la telecamera, di modificare la Costituzione in un governo tecnico e se l'è presa in quel posto là. Ora staremo a vedere le prossime mosse e torniamo con la parola ai voti. Alla carta canta, andiamo subito a vedere un paio di dati. Eccoli qua. Allora, l'affluenza è stata del 68,44% in Italia alle 23, mentre all'estero è stata, ma attenzione che è parziale, del 26,34%. Molto probabilmente arriverà fino al 31,33% da exit poll, perché noi sappiamo che 1.252.000 italiani all'estero hanno votato, quindi il 31,33%. Ora la comunicazione da estero è su scrutinio, quindi insomma attendiamo di vedere se vengono confermati tali dati. Attualmente il complesso sarebbe del 68,26% in totale di aventi diritto al voto che sono andati a votare. Vediamo se ci sono anche, eccoli qua. Allora, i voti arrivano da Europa, America meridionale, America settentrionale e centrale, Africa, Asia, Oceania e Antartide. Chi è che ha votato in Antartide? Scusate, no, questo è un bel dubbio. Allora vediamo i dati: 59 e 54 il no, 40 e 46 il sì. Vediamo se ci sono pervenute attualmente 48.121 sezioni su 61.000. Allora vabbè, automaticamente non ci può essere più un ribaltamento. Attualmente il sì è con 9.854.937 voti contro i 14.489.780 voti. Ammazza che numeracci. È difficile colmare questo vuoto, sì, è impossibile, infatti l'aveva capito già un'ora fa Renzi. Attualmente sono ancora tutti in corso, non mi pare che nessuno abbia finito di scrutinare, vediamo. No, nessuno ha finito. Neanche il Molise è messo bene, ha 393 sezioni, ne ha scrutinate 300, penso che sia quello messo meglio, insieme alla Valle d'Aosta che ha 151 sezioni e ne ha scrutinate 142. Certo, sono piccoli, sarebbe difficile contrario, mi dico io. Quindi vediamo un attimo se ci sono altri dati disponibili. No, non ci sono altri dati disponibili. I leader si sono espressi, non vedo se... No, non penso ci siano proprio altri voti, sarebbe strano. Ok. E allora, cosa vi possiamo dire ancora? Adesso aspettiamo le elezioni politiche, perché questo sarà esplicitamente il grande quesito che ci aspettiamo. È da quello che farà il capo dello Stato. Ora ci manderà il voto di primavera, perché ci sono, ricordo, già le elezioni
scusate, comunali in primavera, o si andrà a voto in maniera differente in altra data? Noi auspichiamo di andare a quelle comunali, di votare così come siamo, ma con una legge magari secondo le direttive della Corte Costituzionale migliorata, in modo che poi già su questi miglioramenti si possa fare e votare una legge elettorale nuova e che effettivamente premi chi vince veramente, non chi fa finta di vincere in questo caso. Bene. Altro da dire non c'è esplicitamente, perché ormai è chiaro che abbia vinto il no. La notizia del giorno è quella che andrà, secondo me, per la maggiore, è che Renzi si è dimesso e che sia perso veramente in maniera brutale, perché sì, c'è stato un innalzamento dei votanti, ma non c'è stato questo boom rispetto a Renzi. Ora, lui si dovrà fare un grande quesito di coscienza, guardare cosa fare, se dimettersi proprio dal PD o se spostarsi, fare largo. Lui è ancora giovane, è un po' un finto giovane, per carità, però ancora giovane, può ancora sperare di rientrare in politica in un futuro. Basta vedere Berlusconi che alla sua età continua pimpante a volersi ricandidare. Adesso vediamo cosa farà Renzi, insomma. I titoli dei giornali penso che saranno tutti dedicati a lui in questo giorno. Non è più la notizia della vittoria del no, ma è la notizia Renzi si è dimesso. Questa è la notizia del giorno. Se sono usciti già dei giornali, perché potrebbe a quest'ora già essere uscito, ma ne dubito. Eccolo qua. Allora, La Stampa intitola nell'edizione di oggi: no a valanga, Renzi mi dimetto. La sconfitta colpa mia, ho perso oggi il mio mandato a Mattarella, ma lascio un paese migliore. Questa è la prima pagina della Stampa, con una foto di Renzi con la moglie che esce dall'aula di Palazzo Chigi, dove aveva fatto la sua ultima conferenza stampa dopo la vittoria, e una scritta su questa immagine: 59,5, una grande scritta in grassetto che dice come la scure elettorale si sia abbattuta su Renzi. Affluenza record 69%, risultato nel referendum. Esultano i 5 Stelle e Salvini. Subito elezioni, Berlusconi, siamo tornati in prima linea. Questo era La Stampa. Altri articoletti della Stampa: la spallata del popolo della rivolta, una crisi senza precedenti, una lunga marcia degli invisibili che non credono più ai leader, i 1000 giorni a Palazzo Chigi nel segno della rottamazione. Sì, perché lui ha passato 1000 giorni quasi. Vediamo chi è. Ok, questi erano altri leader, ma questo era D'Alema che si sta collegando, ma non ci interessa attualmente. Andiamo a vedere le altre pagine, se sono uscite ovviamente. Questa sarebbe la prima pagina di Libero, aiuto. Vediamo, no, sono tutte... Attendiamo, ma tutte le pagine aspettano di uscire, stavano aspettando questo voto. L'unica che è uscita per ora è La Stampa,
le altre non hanno ancora detto assolutamente niente. Ci sono ancora i titoli infatti di ieri. Non è ancora uscito niente dall'internazionale, sarebbe, vediamo se qualcuno ha intitolato qualcosa. Nazionale esteri, eccoli qua. Un secondo, vediamo, eccoli qua. No. Non sono ancora usciti neanche gli internazionali, quindi difficile a dirsi. Se ne hanno parlato di noi. Fatto sta che oggi c'erano sia le elezioni nostre che quelle austriache. Vi ricordo che anche in Austria si votava e che hanno vinto i Verdi contro gli ultraconservativi. E quindi c'eravamo noi e loro. Ovviamente in Europa si seguiva, almeno la BBC fino a un'ora fa seguiva con grande attesa anche questo voto, perché significa molto in chiave europea questo voto, perché con l'avanzamento dei populisti l'Europa sta un attimo correndo ai ripari. C'è da dire che anche l'Europa non è che stia facendo molto per farsi amare, però sta correndo ai ripari. Ora che addirittura Schulz se ne va, vedremo chi va al suo posto. Nel frattempo aspettiamo con grande attesa le elezioni del nostro paese. Non c'è più niente da dire se non ribadire il risultato. Il no vince schiacciando il sì, e questo è quello che si vince da questa pazza serata elettorale. Qualcuno non se lo sarebbe mai aspettato? Beh, Renzi no, di sicuro, penso, però è andata così. Tutte le possibili divergenze che potevano esserci dalle matite fino al voto all'estero non penso peseranno più di tanto, perché ha vinto il fronte del no, che era il maggiore. Se avesse vinto il sì, probabilmente tutte queste faccende matite voto estero sarebbero andate su un banco di tribunale. Penso che non succederà. Vi posso dire che sì, anche nel mio seggio ci sono stati problemi e ci sono stati verbalizzati problemi sulle matite, ma vi assicuro che non è un problema reale, perché tutti quelli che fanno le prove per vedere se la matita si cancella lo fanno su carta comune e non su quella elettorale, e quindi sì, può essere la Tirchia ha mandato le matite, quelle standard normali, rispetto a quelle diciamo ufficiali con inchiostro particolare. Non lo sappiamo, non lo sapremo mai, insomma, questo è quanto, e basta così. Bene, allora io vi invito a seguire i prossimi appuntamenti su Zwischer Channel. Ci sono i telegiornali di domani mattina, che è molto interessante perché parleremo in ampia sintesi di questo risultato che è strabiliante. Qualcuno magari non se lo sarebbe mai aspettato. Ne parleremo anche in serata, quando dovremmo già sapere qualcosa in più rispetto sì, le dimissioni di Renzi, se siano poi, perché ricordatevi che devono essere anche accettate dal capo dello Stato, perché non basta che lui le porti, e poi vedremo le mosse appunto del capo dello Stato. Penso che questa sarà una settimana di fuoco, è lunedì, buon lunedì, sì, ci sarà molto da fare. Il Movimento 5 Stelle e Salvini hanno affermato che lavoreranno già sul nuovo programma elettorale. Ora bisogna vedere le mosse della politica attuale, tipo il capo dello Stato
ce lo aspettiamo di vedere cosa fa. Lui può anche lui può fare tutto, ve lo ricordo, lui tutto può, è certo, è il capo dello Stato, cosa volete. Va bene. Vediamo se ci sono delle in chat anche, perché sì, ogni tanto devo anche guardare sì, niente di nuovo in chat, bene così. Allora, dunque io vi rimando adesso a domani mattina. Oh, chi è che ha finito? Ha finito qualcuno di incredibile. Sono arrivati i primi risultati totali dei comuni. Qualcuno ha già terminato. Il Piemonte ha quasi terminato del tutto lo scrutinio. La Valle d'Aosta ha terminato. Lombardia ha terminato. Trentino ha terminato. Il Veneto ha terminato. Friuli Venezia Giulia ha terminato. Liguria ha terminato. Emilia Romagna ha terminato. Toscana ha terminato. Umbria ha terminato, Marche no, Lazio sì, Abruzzo no, Molise ha terminato, Campania ha terminato, Puglia ha terminato, Basilicata, Calabria ha terminato, Sicilia manca ancora qualcosa e Sardegna ha terminato di mandare i dati. Quindi ormai la posizione del no e del sì ormai sono... sono consolidate e queste rimarranno, no 59,68, sì 40 e 32%. Con questi dati io vi saluto e vi invito a guardare domani mattina il telegiornale in cui riporteremo quello che è successo in questa notte, grande notte elettorale e le nuove indiscrezioni. Nell'edizione della sera invece vedremo se Renzi veramente ha portato le sue dimissioni al Colle e vedremo anche cosa farà Mattarella, perché quello attualmente è il più grande quesito da colmare. Bene, grazie per averci seguito e buonanotte a tutti. E il no ha vinto, lo ribadiamo ancora una volta. Arrivederci e grazie per averci seguito.